Oggi prepariamo uno dei dolci più apprezzati di sempre, il tiramisù, che rendiamo speciale con un tocco di Sardegna, utilizzando i nostri caratteristici biscotti di Fonni. Scopriamo subito come preparare questo tiramisù speciale. Cominciamo preparando il caffè. Ne basteranno circa 8 tazzine, che potremo versare in un unico recipiente, in modo che si raffreddi per bene. Separiamo i tuorli dagli albumi, ci serviranno per preparare la crema. In una ciotola aggiungiamo parte dello zucchero, i tuorli e iniziamo a montarli con una frusta elettrica fino a raggiungere un composto spumoso. Aggiungiamo il mascarpone, amalgamandolo delicatamente con un movimento che va dal basso verso l'alto, evitando così di smorzare le uova. In una terrina a parte montiamo anche gli albumi, utilizzando anche in questo caso una frusta elettrica. Appena il composto risulterà spumoso, aggiungeremo la parte restante di zucchero. Continuiamo a montare fino a raggiungere una meringa ferma e lucida. Ora uniamo i due composti, la crema di mascarpone con la spuma di albumi, e mescoliamo delicatamente. Andiamo a comporre il nostro tiramisù. Prendiamo una pirofila rettangolare piuttosto capiente. Ora prendiamo i biscotti di Fonni e immergiamoli nel caffè, facendo però attenzione a non inzupparli troppo. Andiamo a creare uno strato di biscotti e poi versiamoci sopra qualche abbondante cucchiaiata di crema. Andiamo a creare un altro strato di biscotti, che ogni volta inzupperemo nel caffè, e poi ancora uno strato di crema. Terminate con un ultimo strato di crema e con un abbondante strato di cacao. Ora è arrivato il momento di raffreddare il nostro tiramisù in frigorifero per almeno 3 ore. Ed ecco qui, tiramisù con biscotti di Fonni, per portare a tavola un grande classico con un pizzico di autentico sapore sardo. Scopri tutta la gamma di mascarpone Arborea.